Benvenuti al punto, benvenuti a Telefriuli e benvenuto al sindaco di Udine Pietro Fontanini. Benvenuto professore, come stiamo? Stiamo bene, grazie di questa opportunità che mi date per parlare con tante persone. Ecco, il bilancio è stato approvato recentemente, insomma, no? Per cui le tasse, ambiente, insomma, ci parli un momentino di queste eccellenze di bilancio di Udine. Beh, abbiamo approvato il bilancio dove ci sono 57 milioni di investimenti e questa è una cosa molto impegnativa per questo 2022. Faremo tante cose in città come abbiamo fatto anche l'anno scorso nel 2021, in particolare stiamo continuando nella messa a norma di tutto l'apparato scolastico, di tutti gli edifici scolastici. Ad esempio alla scuola media Fermi abbiamo un investimento programmato di 3 milioni e mezzo, ma poi ci sono tante opere, dai marciapiedi alle strade, insomma le cose che un comune deve fare per rendere la vita dei cittadini più bella. Ma il discorso importante di cui vado orgoglioso è che non abbiamo aumentato le tasse, in pratica non chiediamo niente di più ai cittadini rispetto all'anno scorso con, ripeto, un investimento di 57 milioni di euro. Quindi è secondo me una cosa questa bella che riusciamo a fare a favore dei cittadini in un momento difficile perché sappiamo che c'è una serie di aumenti in corso dalla luce al gas, tutte cose che le famiglie dovranno affrontare, però il Comune non vi chiede niente di più rispetto allo scorso anno, il 2021. E poi c'è, diciamo così, l'affaire San Domenico, no? Perché è un investimento anche lì di portata storica, che comunque crea qualche problema nella posizione, soprattutto in qualche comitato. Ecco, come lo state affrontando? Perché l'argomento è delicato ma anche importante, no? Beh, è un argomento molto importante, sono 15 milioni che abbiamo ottenuto dal PNR. Si dice, qualcuno sta dicendo che il Comune di Udine è rimasto a bocca asciutta, non è vero perché questi sono i primi 15 milioni che arrivano da Roma, dall'Europa, per recuperare una zona di San Domenico. In pratica sono degli edifici che verranno ristrutturati, verranno messi sotto l'aspetto energetico a norma, quindi non saranno più grandi consumatori di energia e soprattutto miglioreremo la qualità di questi appartamenti. È un lavoro impegnativo perché sono 182 gli appartamenti che verranno ristrutturati, un lavoro che andrà avanti per un paio d'anni, però lo facciamo ascoltando la gente, ascoltando coloro che abitano in queste case che verranno ristrutturate. Insieme all'Ater stiamo cercando di fare le cose per bene che non creino problemi ai cittadini, quindi c'è un dialogo in corso, non c'è nessuna fretta, nessuna voglia di spostare le persone senza il loro consenso, quindi faremo tutto con il consenso delle persone, però è un'opportunità che va portata avanti perché, ripeto, sono 15 milioni di euro che ci sono stati dati per questa ristrutturazione che porta a una qualità dell'abitare migliore rispetto alla situazione attuale. Ecco, piano nazionale di ripresa e resilienza. Lei con il suo collega di Pordenone, insomma, vi siete lamentati dopo avete detto sì, qui insomma i progetti che abbiamo presentato non sono stati presi in considerazione. Probabilmente in questa prima tornata non sono stati presi, ma dando per scontato che i progetti erano e sono validi, forse chi doveva in qualche modo seguire la situazione nei vari ministeri, poi lei mi insegna perché è conoscitore della politica romana, forse magari qualcuno è andato dietro il diktat del leader, no? Mi spiego, ma come fare un po' delle opere, non so, in Veneto, in Lombardia o in Campania e magari il Friuli è rimasto così. Né Lombardia né Veneto, è andato tutto in Campania, la Campania ha avuto quasi 500 milioni di euro, il finanziamento complessivo era di 3 miliardi e 700 milioni, la nostra regione ha avuto 1 milione e 600 mila, pensate è una cosa vergognosa, solo un comune ha beneficiato di questo contributo, i nostri 3 progetti sono stati ammessi, però non sono stati finanziati perché gran parte delle risorse sono andate ai comuni del sud. Hanno già fatto mea culpa i rappresentanti del governo, in particolare il ministro Lamorgese, ministro degli interni, che aveva il compito di distribuire questi fondi. So che c'è l'impegno da parte di tutti i parlamentari che sorreggono il governo, quindi e la vigilanza dal dell'ANCI? PD. L'ANCI probabilmente non ha concordato bene i criteri per questi riparti, privilegiando in maniera
troppo spudorata i comuni del sud Italia. Però c'è l'impegno di recuperare 900 milioni e quindi di finanziare quei comuni che sono rimasti fuori, tra cui anche il comune di Udine. Ricordo che non solo Udine, né Pordenone, né Gorizia, né Trieste hanno avuto un centesimo da questo bando che riguarda la riqualificazione delle periferie. Noi avevamo presentato 3 progetti, uno che riguarda la zona dell'ex caserma Osopo, vogliamo costruire un asilo importante in quell'area, poi il recupero della ex scuola Stringer per fare la Procura della Repubblica nella zona di Largo Ospedale Vecchio e poi l'ex frigo che si trova in Piazzale Cella, che da anni abbandonato, che secondo noi potrebbe diventare il deposito per tutti i reperti che abbiamo, che andranno utilizzati poi nel Museo di Storia Naturale che è attaccato all'ex frigo. Quindi progetti, ripeto, che sono stati dichiarati ammissibili, però non ci sono i fondi per finanziarli. Adesso c'è l'impegno da parte del governo di recuperare altri 900 milioni. Speriamo che queste parole del ministro Lamorgese si traducano in fatti concreti. Questa è la speranza, che tutti i comuni nostri del Friuli Venezia Giulia, ma anche del Veneto, della Lombardia, in pratica del nord Italia, stanno chiedendo con forza al governo di Roma. Ecco, l'importante è che lo spirito, diciamo così, tra virgolette, della ricostruzione, insomma, abiti un po' nei nostri rappresentanti, tutti a Roma, per fare un po' di squadra, no? In sostanza. Ecco, senta, c'è qualcuno che dice che il centro intermodale delle ferrovie qui a Udine è andato a Trieste, per cui insomma ha scippato un altro pezzo di cuore della città. Lei cosa dice? Ma io dico che RFI e Ferrovie dello Stato, Ferrovie Italiane, come si chiamano adesso, sono un po' distratti. Stanno lavorando, però lavorano con tanta lentezza. Abbiamo chiesto di velocizzare anche la linea che da Mestre porta a Udine, perché non è possibile che la velocità sia di 140-120 km/h. È una cosa non ammissibile, quindi ci vogliono interventi anche su questa linea ferroviaria che è importante, perché arrivando a Udine poi c'è lo snodo per andare sul nord Europa, nel centro e nord Europa. Quindi è fondamentale che questa linea sia rinnovata, che si facciano gli investimenti promessi e che si recuperano quei 50 milioni che mancano all'appello da parte di RFI per completare la bretella esterna alla città di Udine. Questo permetterebbe l'abolizione della tratta che passa e va fino a Viale Vatte, passa per Via del Bon, Via Cividale, quindi si abolirebbero 5 passaggi a livello, si recupererebbe un pezzo di città e quindi non ci sarebbe più questa divisione rappresentata dalla ferrovia e si potrebbe recuperare una parte di terreno, soprattutto non si avrebbero più i passaggi a livello. Questa è una richiesta forte che stiamo facendo, su cui siamo tutti d'accordo, però RFI, ripeto, è un po' lenta nel dare risposte e nel aiutare anche la realtà nostra, in particolare, come dicevo, la linea che da Mestre passa per Treviso, Pordenone, arriva fino a Udine per poi andare nel nord Europa, che ha bisogno di manutenzione urgenti per velocizzare la possibilità che i treni percorrono questa tratta a velocità molto più alta rispetto all'attuale. Ecco, però io so che nel progetto dell'amministrazione di Udine ci sono anche altri progetti che riguardano la viabilità sia ciclabile, ma anche, per esempio, il Viale Venezia sta assumendo altri connotati ben più importanti, ben più lineari, insomma. Viale Venezia sarà protagonista quest'anno di grandi lavori. Sostituiremo, in pratica aboliremo tutti gli impianti semaforici per fare delle rotonde. Ne abbiamo già realizzata una, vediamo che sta funzionando molto bene, quindi anche in via Birago, l'altra più su che porta in viale Firenze, verranno tolti questi semafori e verranno realizzate delle rotonde. Questo per dare più fluidità al traffico e dare anche più sicurezza e non vedere più queste code che si fermano davanti ai semafori. Poi c'è l'intervento sulle piste ciclabili, collegheremo la città con alcune zone del nostro Interland, una zona molto importante, quella di Pasian di Prato, Villa Primavera, una pista ciclabile anche lì che verrà realizzata quest'anno per portare le persone in bicicletta in centro città e un'altra che porta giù fino a Lumignacco nella zona della BS, quindi anche questa è una pista ciclabile importante come quella che abbiamo
realizzato per andare all'Aipacco, quindi sono interventi importanti che qualificano anche il modo di muoversi in città, che deve essere un modo sempre più ambientalmente corretto, e quindi utilizzare il più possibile la bicicletta, perché crediamo anche in questo modo di muoversi nella città di Udine. Ecco, senta, poi c'è la cultura mi pare che anche qui avete fatto delle iniziative molto importanti, e poi magari chiederò qualche parere sull'identità friulana, che sa che io sono abbastanza Siamo in due. impegnato. No, sulla cultura abbiamo questa mostra importante che va avanti, andrà avanti fino alla fine di marzo, La forma dell'infinito, a Casa Cavazzini, una mostra importantissima a livello internazionale. Abbiamo già superato i 25.000 visitatori, non era mai successo che a Udine una mostra in città avesse questo numero di persone che vengono a guardare le opere esposte. Si continua con un richiamo forte che non tocca solo chiaramente gli udinesi, ma va oltre i confini regionali e anche i confini nazionali, e replicheremo, perché alla fine di quest'anno ci sarà un'altra iniziativa sempre di questo tipo, sempre a Casa Cavazzini, portata avanti sempre dal gruppo di San Floriano, leggesi Don Alessio Geretti, che è un uomo di alta cultura, che ci permetterà di vedere altre opere importanti, portando la città a essere un punto di riferimento per il turismo culturale, oltre ad altre iniziative che facciamo che riguardano l'enogastronomia, come Ein Prosit, che abbiamo fatto anche quest'anno, lo scorso anno un'altra edizione, la seconda edizione, ripeteremo anche quest'anno, poi c'è Friuli Doc, poi c'è Udine Estate e tante iniziative con degli spettacoli, con dei cantanti di livello che verranno in città e a visitare questa nostra bella Udine, che sta migliorando in continuazione grazie anche a tanti interventi che i privati stanno facendo nei palazzi per renderla sempre più bella e anche, penso, più accogliente per chi vuole anche venire ad abitare nel centro storico. Sto vedendo che c'è un grande interesse da parte dei privati al recupero di tanti immobili e la voglia di tornare a vivere in centro città. Bene, quindi allora io ringrazio il sindaco di Udine, che naturalmente prenderà l'impegno anche per l'identità friulana. Sì, sull'identità friulana so che lei si sta attivando con un comitato, anzi un gruppo di persone che oltre al suo comitato stanno lavorando per lanciare un po' quella che è la nostra identità. Io penso che noi rappresentiamo una minoranza importante, vogliamo mantenere la nostra identità, la nostra cultura in tanti momenti della nostra vita, anche perché penso che questo sia un valore non solo per noi che ci crediamo, ma anche per chi vuole venire a conoscere questa realtà del Friuli con le sue peculiarità, con le sue specificità, che sono in primis la lingua, ma anche tante tradizioni, il buon bere, il buon mangiare, la cultura nostra, che sono cose di valore che secondo me è bene che noi dobbiamo far conoscere agli altri e allo stesso tempo difendere e valorizzare. Bene, grazie al sindaco di Udine, Pietro Fontanini, grazie a voi che ci avete seguito e che ci seguite con tanto affetto. Naturalmente, sindaco, io lo aspetto ancora qui. Io sono pronto, quando lei chiama io arrivo, anche perché è un piacere dialogare con lei e penso anche dare informazioni ai cittadini, in particolare della città di Udine. Bene, e a voi alla prossima.